Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'allarme lanciato da Confartigianato che sostiene come le 63.000 micro e piccole imprese siciliane sono a rischio per la crisi economica che vive il paese e ciò che ne consegue sono oltre 165.000 posti di lavoro in pericolo. La crisi energetica potrebbe oscurare un sistema produttivo in enorme difficoltà che sta spingendo la Sicilia al collasso, si legge nella nota dell'associazione, che lancia appelli alle istituzioni al fine di trovare aiuti concreti a supporto di una rete imprenditoriale dei comparti maggiormente esposti. Adesso a Carlentini, in provincia di Siracusa, dove si è consumato l'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia, i carabinieri hanno posto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un pregiudicato del luogo già sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti dei familiari e conviventi perché è ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e sequestro di persona. Nonostante i divieti aveva continuato però ad avvicinarsi ai componenti della famiglia con atteggiamenti violenti e pericolosi. 41 migranti sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza al largo di Lampedusa. Su un barchino di 6 metri anche 7 donne e 3 minori. Ieri sull'isola si sono registrati 6 sbarchi per un totale di 227 persone arrivate. All'hotspot di Contrada Imbriacola sono al momento presenti 709 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. E chiudiamo con le escursioni sullo Stromboli che da oggi tornano alla normalità. Si potrà quindi scalare il vulcano sul versante dell'abitato di Stromboli sino a quota 400 metri con l'ausilio delle guide vulcanologiche. Sino a quota 290 saranno possibili le escursioni libere. Sul versante di Ginostra, sentiero di Punta dei Corvi, escursioni libere fino a quota 130. Oltre questo limite è sino ai 400 metri con le guide vulcanologiche. Lo ha deciso il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.